Bentrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Rieccoci di nuovo insieme con la consueta pagina dedicata al calcio dilettantistico siciliano. Siamo in onda il martedì a partire dalle ore 21 con la replica il mercoledì dopo le 23. Voglio anche ricordarvi che se volete rivedere questa puntata, così come tutte le altre anche delle passate stagioni, allora vi consigliamo di visionare il nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Ad aprire la nostra puntata, come al solito, il campionato di Serie D. Si è giocata la prima giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Gelbison batte Castrovillari 4-0. Città di Aciriale batte Cittanova 1-0, rinviata FC Trapani, Città di Sant'Agata. Giarre 1946, Portici 1906 1-1, pareggio anche tra Santa Maria Cilento e Real Aversa 1925. Vittoria fuori casa della Cavese 1919 contro il Rende per 1-0. Troina FC Lamezia 2-2, San Cataldese batte Paternò 2-1 ed infine San Luca batte Biancavilla 3-1. Ha riposato il Licata. In classifica abbiamo la conferma della Gelbison in testa con 40 punti. Con 38 la Cavese 1919, 37 punti Città di Aciriale, 35 punti FC Lamezia, 33 punti il Paternò. Con 29 il Santa Maria Cilento, 27 per Licata e Cittanova, con 24 il San Luca, 23 punti per Portici 1906, FC Trapani, Città di Sant'Agata, San Cataldese, 20 punti Real Aversa 1925, 18 punti per il Rende Calcio, 17 per il Castrovillari, con 10 punti il Biancavilla, chiudono la classifica Troina e Giarre con 9 punti, il Troina con una penalizzazione di 6 punti. Si ritorna in campo praticamente domani per il turno infrasettimanale, domani 2 febbraio 2022. Guardiamo il tabellino degli incontri. La partita Cavese 1919 FC Trapani è stata rinviata, mentre si giocherà Città di Sant'Agata Cittanova, FC Lamezia Terme Santa Maria Cilento, Gelbison Giarre 1946, Licata Biancavilla, Paternò Rende Calcio, Portici 1906 Troina, Real Aversa 1925 San Cataldese, San Luca Castrovillari, riposa il Città di Aciriale. Ed iniziamo subito con la vittoria della capolista, la Gelbison, che vince a Castrovillari 4-0. Guardiamo il servizio. Nella prima di ritorno del campionato di Serie D Girone E, il Castrovillari ospita la capolista Gelbison. Dopo aver giocato bene il primo tempo, nel secondo, come da copione quest'anno, scompare lasciando l'intera posta all'11 di mister Esposito. I rossoneri partono subito forte e già al secondo minuto Rosa Gastaldo prova a rovinare la domenica ad Agostino. Il destro forte e perentorio finisce di poco sopra la traversa. Al quinto minuto Anzillotta mette in mezzo per Azzaro, il numero 11 non impatta, sulla corta respinta di D'Agostino Carrozza non trova il tempo giusto per il tap-in vincente. Al quindicesimo si fa vedere la Gelbison nei pressi della porta rossonera, Aiolfi sbroglia la matassa. Al 19esimo Mazzotti crossa per Anzillotta, il ponte per Rodi, si supera D'Agostino che devia in angolo. È un buon momento per i rossoneri, sull'angolo conseguente Di Bari ha sul destro la palla buona, il tiro è perentorio, Ferrara ferma con il braccio. I padroni di casa chiedono il rigore, l'arbitro lascia correre, a nostro avviso sbagliando perché si vede benissimo nelle immagini che la palla si ferma sul braccio sinistro largo del difensore rossoblù. Subito dopo il rigore negato, il Castrovillari ha al 25esimo un'altra buona occasione. Rosa Gastaldo disegna una buona traiettoria per Azzaro che di testa cerca Rodi anticipato in angolo. Allo scadere gli ospiti vanno in gol su calcio di punizione dalla sinistra, ma l'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente per una posizione di offside di Marchetti. Finisce così il primo tempo a reti bianche.
Nella ripresa il Gelbison gioca a favore di vento ed il Castrovillari non è più lo stesso del primo tempo. Al 7° minuto, al primo vero affondo, la capolista passa. I cilentani usufruiscono di un calcio di punizione da 35 metri. Uliano carica al sinistro, la barriera si apre, il pallone si insacca nell'angolo basso alla sinistra di Aiolfi. Doccia fredda per i rossoneri che subiscono lo svantaggio in apertura di tempo. La reazione dei padroni di casa non arriva e al 13° minuto Graziani, subentrato a Gagliardi, raddoppia. Trofo perde palla nella propria metà campo ad opera del numero 7 rossoblù. Il dai e vai con Fornito che gli ritorna un pallone perfetto. Il sinistro di Graziani batte Aiolfi in uscita. 2-0 per gli ospiti ancora una volta su errore gratuito dei rossoneri. Al 23° l'11 rossoblù trova il terzo gol, calcio d'angolo dalla sinistra, palla vagante in area rossonera, il più lesto di tutti è Sparacello, subentrato nella ripresa, che piazza il tap-in sotto misura. Buio pesto per il Castrovillari e Cilentani che mettono in cassaforte il risultato. Al 26° Fornito trova il tempo per colpire l'incrocio dei pali con una legnata da 40 metri. Sono le prove generali per il quarto gol che arriva al 31°. Onda serve Sparacello, il numero 95 tiene bene il controllo del pallone e serve al limite dell'area Fornito. Sinistro di rara potenza e precisione del numero 21, palla che si insacca sul palo più lontano. Niente da fare per Aiolfi, battuto per la quarta volta. La reazione del Castrovillari al 34° con Anzillotta in azione personale, il destro del numero 78 è murato dalla difesa rossoblù e poi al 38° con Tripicchio che di sinistro tira debole e centrale. Para senza affanni d'Agostino. Onestamente poca roba se giochi contro la prima della classe. Poi più niente, finisce 4-0 per gli ospiti, per i rossoneri c'è da riflettere, per la capolista missione compiuta, c'è solo da festeggiare. La forza della capolista, la Gelbison che passa a Castrovillari 4-0, così come il Città di Aciriale che vince 1-0 contro il Cittanova. Guardiamo gli highlights. Partita cominciata in questo momento, si gira palla da Pane. Prima fase evidentemente di studio. Bonanno per Maggio che ha un ottimo controllo. Entra in aria e all'ultimo minuto D'Alterio riesce a contrarre questa splendida azione d'attacco. Riconquista il pallone il Cittanova ed ecco ancora Maggio, 1 contro 1, Maggio attacca l'area di rigore, Maggio! Sul punto di battuta Cicciolodi per Savanarola. Al centro dell'area di rigore, ottimo intervento di Cianci. Piccioni al limite dell'area, Ciabatta, un pallone inutile e si riparte con il Cittanova, con Maggio in direzione di Bonanno che viene anticipato per Biondo che si trova con la palla, una prateria davanti, mette la palla in direzione di Maggio che ciabatta il pallone, tutto pronto, Bonanno al centro dell'area di rigore, il palo! Si riparte con una rimessa dal fondo di D'Alterio, subito per Piccioni da solo, Piccioni in area di rigore, Piccioni, la rete del Cireale, i difensori del Cittanova a spasso. Cittanova riparte in attacco con Maggio che dà una palla verso Bonanno, un ottimo controllo, il pallone che viene ciabattato, pallone al centro dell'area di rigore, c'è Cianci che fa buona guardia, batti e ribatti in aria. Bellissima azione da parte di Correnti, stavolta il pallone per De Marco, pallone al centro per Maggio, la palla è lì che danza ai limiti dell'area di rigore, Petrucci, meta, Biondo supera un avversario, Biondo il pallone al centro, una frittata di D'Alterio con il suo compagno di scuola Di Marco, calcia forte ma altissimo.
Ricciardo per Lodi, lancio lungo in direzione di Cianci che la mette al centro per Savasta. No! Che cosa ha sbagliato Meola, cioè Pane, no, Meola, che cosa ha sbagliato? Misteri del calcio, corso al centro dell'area di rigore per Cianci che anticipa tutti, Terio che fa buona guardia e finisce la partita. Siamo abituati a lavorare in una certa maniera, no? Anche come staff, nella programmazione facciamo delle scelte e le scelte è normale che poi abbiano delle conseguenze che possono essere imminenti, possono essere a medio-lungo termine, possono essere comunque... e quindi in base a ciò che tu vuoi ottenere durante l'anno fai le scelte. Noi nella sosta avevamo programmato di fare un certo tipo di lavoro, cosa che poi è venuta meno perché abbiamo avuto qualcosa come 16 giocatori, più o meno 17 forse col Covid, e quindi di conseguenza il lavoro non l'hai potuto fare, sei stato fermo quasi 10 giorni e si allenava soltanto chi poteva farlo, magari in situazioni che non sono ideali, no? Quindi sull'asfalto, quindi sono tutte delle cose che si pagano, alla fine le paghi, non è, ripeto, non è per trovare alibi perché non ne troviamo mai, però sono delle considerazioni da fare per cercare di capire quale sia la causa, una delle cause che possa aver portato a quella partita di domenica. E quindi successivamente, quando i ragazzi sono rientrati, non ho ritenuto fare un lavoro differente e quindi andarci piano perché poi consideriamo che normalmente ci saranno poi partite mercoledì, domenica, quindi se non lavoravi in questa fase, secondo me, questo è un mio pensiero, non è scienza, è un mio pensiero, dico, poi avresti avuto difficoltà anche nel proseguo del campionato, quindi mi contento perdere una partita anche 5-0 che non 4-5 partite 1-0, quindi poi ovviamente le puoi anche perdere, però ti prepari in una certa maniera e quindi il lavoro accumulato, il Covid e tutta una serie di cose possono, non dico che sia stato quello, possono aver causato questo, quindi non appena i ragazzi iniziano nuovamente a metabolizzare, a trasformare il lavoro, penso che tornino, mi auguro e ce lo auguriamo tutti, che tornino a splendere come hanno fatto. Rinviata la partita FC Trapani Città di Sant'Agata, mentre si è giocata la partita Giarre 1946 Portici 1906. La squadra giarrese purtroppo impatta con il Portici in casa e vede allontanarsi sempre di più la possibilità di una salvezza, quantomeno in proiezione play-out. Vedremo cosa succederà già a partire dalle prossime partite. Il Giarre purtroppo però sarà impegnato mercoledì nella difficile trasferta contro la Gelbison. Si è invece conclusa 0-0 la partita tra Santa Maria Cilento e Real Aversa 1925. Guardiamo gli highlights. E si comincia dunque allo stadio Carrano tra cilentani e casertani. Diaie su Durazzo cerca la conclusione, non molto distante dallo specchio della porta. Simonetti, colpo di testa di Gargiulo. Alla meglio Maggio, attenzione perché è sembrato falloso tentativo di Bonfini su Maggio, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Simonetti, Maggio il tiro, pallone che viene deviato, sarà calcio d'angolo. Maio, pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Gabbionetta. Vediamo se riesce ad accelerare la finta di Maggio per Maio. C'è l'inserimento di Gabbionetta, tutto regolare, il pallone resta lì, Gabbionetta. Ndiaye, il pallone dentro per la Monica, grandissimo Giovanni Grieco a chiudere lo specchio in calcio d'angolo.
non c'è il fuorigioco, secondo l'arbitro. La conclusione di Giordano. Ovisak fa tutto da solo, poi la rimette al centro. Ovisak, il pallone dentro per Gabbionetta, controllo di Gabbionetta, la rimette indietro, il tiro di Domenico Maggio, controllo di Maggio, vince il rimpallo, Maggio, entra in area di rigore, il tiro deviato, entra in area Ovisak, sterza, il tiro di Ovisak, para Lombardo e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Finisce 0-0 al Carrano, terzo pareggio consecutivo per il Santa Maria, terzo 0-0 per il Real Aversa. Si tratta invece del primo punto in questo 2022. Purtroppo giocare ogni 3 giorni diventa dispendioso, è inevitabile, era sotto gli occhi di tutti che c'è stata un po' di stanchezza, un po' le idee offuscate, ma dovute alla stanchezza, è l'unica spiegazione, perché per il nostro modo di giocare, per la nostra esuberanza agonistica abbiamo bisogno di un po' di più brillantezza, è questo che è l'unica spiegazione, però la squadra ha approcciato bene, si è comportata bene, forse abbiamo creato meno delle altre partite, però sinceramente non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Ci teniamo a recitare un ruolo da protagonisti, quindi alla fine pure con la forza di inerzia cerchiamo sempre di vincere le partite, però purtroppo questo non è avvenuto, però rimane la prestazione, sicuramente non brillante come nelle altre partite, però la squadra non ha avuto sbavature, la squadra ha cercato sempre di fare il gioco e non ci dimentichiamo che affrontavamo comunque una squadra che non giocava dal periodo da prima di Natale, quindi è inevitabile che la prima partita la fai sempre con un po' di brillantezza in più, come è capitato pure con noi con la Gelbison. Alla ripresa comunque sei brillante, poi è dopo che purtroppo c'è un calo fisiologico. Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Cavese di Campilongo. Questa volta a farne le spese è il Rende, che cade in casa 1-0. Guardiamo gli highlights. Siamo in Calabria e le formazioni di Rende e Cavese stanno per scendere in campo per affrontarsi in una partita valevole per la 20ª giornata. Tutto è pronto per il fischio dell'arbitro Lingamorthi della sezione di Genova. Sulla palla c'è Furina e si comincia. Poi prova a ripartire il Rende, attenzione a Furina che lancia in avanti Novello, il cross di Novello, attenzione il portiere Anatrella va ad anticipare 2 giocatori del Rende. Lancio di Viscomi, c'è stato l'anticipo su Conee. Poi Bacio Terracino non riesce ad andare via, però subentra Palma da quella parte. Il tocco di ritorno, poi Conè prova il numero, Conè, è buona questa palla, rete, ale, bum 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 bum, viva, Conè. È Aliperta che prova a mettere la palla verso l'area piccola, colpo di testa di Piscopo, esce Mittica, la palla rimane in area e finisce sul fondo. Ha tentato la rovesciata con le spalle rivolte alla porta Diaz. Forse poteva esserci anche fallo. Adesso c'è Furina, però area di rigore. Furina, gol del pareggio del Rende. No, annullato. Si gioca con Bacio Terracino. Deve ragionare Bacio Terracino. Si ferma giustamente, aspetta il movimento dei compagni. Palla messa in mezzo verso l'avanzato Fissore. Parte il cross di Nardini. Colpo di testa di Romizzi, quindi si prosegue con riconosciuto, nuovamente Nardini, parte il traversone di Nardini, esce Anatrella e blocca, ma ora c'è Bacio Terracino che attacca, Bacio Terracino, area di rigore, Bacio Terracino, tira Bacio Terracino, l'ha fatto e ha sbagliato, poteva segnare il gol del 2-0 Bacio Terracino, rincorsa di Nardini, Mosciaro Nardini, il suo tiro è alto, servito Christopher Conè, tutto buono, Conè, il pallonetto in mezzo, salvataggio sulla linea, poi c'è il calcio di punizione a favore del Rende, Palma, la palla è sul sinistro per Palma,
la respinta, si continua con Mazzotta, il cross dal lato corto dell'area di rigore, c'è deviazione e calcio d'angolo a favore del Rende. Ecco il tiro di Aliperta, palla colpita di testa, Mittica, Corigliano, avanza Corigliano, offre la palla a Diaz, posizione regolare, Diaz, parata con i piedi, tiro dalla bandierina per Nardini, la battuta per il colpo di testa sul fondo, finisce qua la partita, la Cavese vince 1-0 sul campo del Rende. L'inseguitrice FC Lamezia impatta a Troina, 2-2 il risultato finale che allontana leggermente la zona di testa per la squadra calabra. Certamente è stata una partita importante per il Troina che continua a sperare magari di agganciare la zona play-out. Guardiamo gli highlights. Inizia al Silvio Proto di Troina il girone di ritorno della Lamezia Terme. Nelle fila dei gialloblu esordio dal primo minuto per Pietro Terranova e fascia di capitano affidata a Ciccio Corapi. All'8° minuto il Lamezia va sotto nel punteggio, punizione dalla tre quarti di Ficarrotta, incertezza di Lai e 1-0 per il Troina. La pressione giallo-blu alla pronta ricerca del pareggio si concretizza al minuto numero 20. Lancio di Corapi in profondità per Maimone. Cross basso al centro e Pietro Terranova pareggia il risultato con il suo primo gol lametino. Ancora Terranova, protagonista di uno splendido scambio con Bollino, ma il 30 giallo-blu chiude troppo col mancino e il tiro si spegne sul fondo. Ancora Lamezia pericoloso, caparbia azione di Valentin Abercon, il servizio per Bollino che non riesce a centrare la porta da buona posizione. Al 39°, sempre Terranova ci prova questa volta dalla distanza, goffa respinta di Faccioli, Abercon si avventa sulla sfera ma viene messo a terra e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Si incarica della battuta Mauro Bollino che dagli 11 metri non sbaglia e porta avanti il Lamezia Terme. In avvio di ripresa pericoloso ancora il Lamezia Terme sugli sviluppi di un calcio piazzato e sempre Terranova che va vicino alla doppietta personale. Il Troina però non sta a guardare e cerca il pareggio impegnando Lai prima al 7° minuto con questa conclusione. Poi al 9° minuto ancora Lai si oppone a questo tiro dalla distanza di Mustacciolo. Un minuto più tardi il Lamezia risponde con questo calcio di punizione che il portiere devia oltre la traversa. Al 15°, secondo giallo per Corcione, finisce anzitempo la partita del centrocampista del Troina. Per i giallo-blu è sempre Terranova il più pericoloso, il suo destro è però respinto da Faccioli. Al 33°, gli uomini di Galfano trovano il pari però con un tiro di Denkowski che, complice una deviazione, beffa Lai. Si conclude dunque con il risultato di 2-2 la sfida tra Troina e Lamezia Terme. Noi oggi abbiamo sbagliato tantissime volte nelle uscite, le palle in uscite centralmente le abbiamo sbagliate, invece noi dovevamo giocare la palla avendo la superiorità numerica, dovevamo uscire sugli esterni e far loro correre da una parte all'altra. Nell'11 contro 11, quando siamo rimasti in campo 11 minuti, abbiamo fatto benissimo, abbiamo fatto bene, abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco in mano, perché poi alla fine loro hanno fatto questi 2 tiri in porta e ci hanno trovato questi 2 gol. Però se vogliamo interpretarla la gara come la dobbiamo, questa è una partita da portare a casa, un risultato da portare a casa. Purtroppo non è stato così. Veniva da una vittoria importantissima contro il Cittanova 7 giorni fa. Il Paternò purtroppo cade in casa della San Cataldese che a sua volta proprio 7 giorni fa aveva perso uno scontro diretto in casa. Si è rifatta contro la squadra di Torrisi vincendo 2-1. Guardiamo il servizio. Ben ritrovati allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, al quale assisteremo a San Cataldese Paternò. Si attende il fischio dell'arbitro adesso, che arriva in questo momento. Comincia San Cataldese Paternò. Per Sess sulla destra, che prova l'appoggio di prima intenzione. Il pallone ritorna tra i suoi piedi. Si deve accentrare, sbaglia qui l'appoggio. Può ripartire ora il Paternò in contropiede con Foderaro che entra in area, prova il tiro. C'è la pronta risposta di Federico Valenti. La battuta di Brunetti, il colpo di testa. Attenzione, il tentativo qui di Rizzo
Salvo, c'è un tocco di mano e l'arbitro indica il dischetto. Arriva il fischio dell'arbitro, parte Balistreri, arriva la rete, 1-0 San Cataldese, torna al gol Pietro Balistreri, magistrale la sua battuta del penalty. Qui attenzione perché Tuccio riesce ad intervenire in qualche modo. Va giù Rizzo, non c'è fallo. Attenzione perché Sess è tutto solo in contropiede. Ancora Sess il tiro e arriva la rete. Il raddoppio della San Cataldese. Con acrobazia Serge Sess esulta. Cross sul secondo palo, il colpo di testa. E arriva la rete. Accorcia subito le distanze il Paternò. Il gol del 2-1, il colpo di testa di Foderaro. Attenzione, errore ancora una volta in disimpegno del Paternò. Prova la conclusione da buona posizione Simone Brunetti. Minuti concitatissimi di questa partita. Colpo di testa, poi allontana Calabrese. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. Game over al Valentino Mazzola, dove la San Cataldese si impone per 2-1 sul Paternò. Le reti nel primo tempo, Balistreri che trasforma il calcio di rigore concesso dal direttore di gara al minuto 34. Nella ripresa al 28esimo il contropiede fulminante di Sergio Sess regala il 2-0 alla San Cataldese. Accorcia il Paternò 2 minuti più tardi con il preciso colpo di testa di Foderaro che riapre i giochi, ma la San Cataldese conclude la partita portando a casa i 3 punti. I ragazzi non erano fenomeni prima e sono diventati brocchi dopo, quindi ci può stare che durante l'arco di 3-4 mesi di intenso lavoro di esserci un blackout generale. E ragazzi onestamente oggi sono stati fantastici, che affrontare questo Paternò forse era la squadra più in forma del campionato e la squadra più difficile da affrontare di tutto il campionato. Oggi i ragazzi hanno dato una grandissima risposta. Abbiamo vinto con San Luca un pochettino a stento, però abbiamo fatto nell'arco di queste 11-12 partite dall'arrivo nostro si sono fatte prestazioni eccellenti con squadre come la Gelbison e la Mezia stesso che abbiamo perso, ma abbiamo fatto una grandissima prestazione. La squadra è giovane, bisogna sempre tenerli in apprensione, quando c'è da tirare le orecchie si tirano le orecchie, però tutto sommato sia io che il mister siamo felicissimi di avere un gruppo così. Prima delle feste natalizie hai fatto 3 partite, Licata, Gelbison e la Mezia. Penso che sono 3 squadre che sono proiettate a vincere il campionato e hai giocato bene. Questo vuol dire che ogni partita è una partita a sé, non ci sono partite facili, non è che incontri il Portice, tanto di cappello per il Portice, però ogni partita è una partita a sé. Comunque sappiamo che giochiamo ogni 3 giorni, lavoriamo e ogni domenica, ti ripeto, prendiamo ogni squadra che viene, la studiamo, ti ripeto, mai abbassare la guardia, però non è che ci penalizza, perché sappiamo che giocheremo ogni 3 giorni, non ci faremo trovare impreparati. E chiudiamo il quadro della Serie D parlando adesso della partita vittoriosa del San Luca contro il Biancavilla 3-1. Guardiamo gli highlights. Ben trovati dallo stadio Orazio Raiti di Biancavilla, dove tra poco andrà in scena la prima giornata di ritorno, la 20ª del campionato di Serie D Girone I, la gara tra Biancavilla e San Luca, una gara che, come detto, svolta il campionato. La prima giornata del girone di ritorno all'andata si è imposto il San Luca per 2-1 in casa. Al ritorno le 2 formazioni vivono momenti
totalmente diversi rispetto all'inizio di campionato. Il Biancavilla è reduce da 2 risultati utili consecutivi, la vittoria contro il Castrovillari e il pari nel recupero pochi giorni fa qui all'Orazio Raiti contro la Polisportiva Santa Maria. Dall'altra parte invece il San Luca è reduce da 2 vittorie nelle ultime 3 gare. Si inizia ancora Crucitti dal limite con il mancino Farò, guarda scorrere, Leveco ancora ha messo giù, calcio di rigore ingenuo qui Longo. Ottimo l'intervento, il guizzo di Leveco e calcio di rigore per il San Luca. Parte Carbone, il saltello e spiazza Farò, porta in vantaggio il San Luca quando siamo arrivati al 20° minuto di gioco. Escono tutti dalla panchina, Biancavilla 0, San Luca 1, Carbone su rigore porta in vantaggio gli ospiti. Poi Berman riesce in qualche modo ad andare via, cade a terra, poi Puglisi, calcio di rigore per il Biancavilla, calcio di rigore. Qui ingenuità da parte di Berman che ha lanciato corto. E a destra Tassone ha commesso fallo, fischia Negrelli. Va Santa Paola che spiazza Scuffia e fa 1-1, Biancavilla 1, San Luca 1. La rete di Santa Paola. Suraci, apertura meravigliosa per Maesano. Maesano, linea di fondo, Maesano, ancora Maesano, rientra sul mancino, la deviazione da parte di Di Laura. Tre Crucitti mette in mezzo l'intervento di testa di Favasuli. Favasuli porta di nuovo in vantaggio il San Luca quando siamo arrivati alla 39. Suraci con il destro, Farò in calcio d'angolo, che piede Suraci. Maesano ancora con il mancino per Leveque, visionaria l'apertura, Leveque se ne va e ancora Leveque dall'altra parte, Crucitti scivola, la palla scorre sul fondo, lancio lungo, Longo prolunga dalle parti di Crucitti involontariamente, Crucitti, Farò si allunga e si rifugia in calcio d'angolo. Bell'intervento da parte del portiere del Biancavilla. Ottima coordinazione da parte del numero 8. Crucitti, ancora Crucitti contro Farò. Crucitti! La palla sfila a lato. Ancora Licciardello, guadagna il fondo. Ancora Licciardello, arretrato per il mancino. E poi il destro da parte di Piccione. Ancora Asero. Era stato Spadoni. Ma che salvataggio da parte del San Luca. Licciardello, serie di batti e ribatti con Piccione che sbroglia la matassa. Tosolini, il cross in mezzo, il colpo di testa di Licciardello, ma c'è fallo secondo il direttore di gara, fallo su Berman, contropiede del San Luca condotto dall'ex Sacragas. Ancora Leveque, Leveque ancora Leveque con il destro, ma che gol ha fatto Leveque, 3-1 del San Luca, l'ha depositata in rete con il destro, meraviglioso, gioia per chi ama il calcio. Lancio per Suraci, Suraci Farò, era in posizione regolare il numero 76 e Negrelli dice che può bastare così. Biancavilla 1, San Luca 3, perde il Biancavilla, vince la formazione di Canonico, terza vittoria nelle ultime 4 gare dopo il pari di qualche giorno fa 0-0 contro la Polisportiva Santa Maria, una sconfitta molto molto pesante. In rete Carbone su rigore, il pari di Santa Paola, il vantaggio di Favasoli nel primo tempo. Nella ripresa la splendida rete di Leveco a fissare il risultato sull'1-3. San Luca che sale quindi a 24 punti, Biancavilla che rimane a 10 punti in classifica. Purtroppo oggi avevo già un po' questa sensazione già stamattina, quindi ho predicato tutta la mattinata anche nel pre-partita, insomma, di avere un atteggiamento diverso con la mia squadra. Però credo che sicuramente le responsabilità maggiori sono le mie, quindi io mi prendo le mie responsabilità come giusto che sia e devo essere bravo io a cercare di tenere un po' alta la tensione e soprattutto tutti quanti sul pezzo. Avevamo preparato la partita in una certa maniera, ho visto poca applicazione in determinate cose e
c'è rammarico perché poi una partita così importante in casa come dico sempre, se non puoi vincere almeno comunque non la devi perdere, perché sono comunque punti che valgono doppio. Però come ho detto prima, questa partita mi assumo io delle responsabilità per anche scelte fatte e quindi niente, però chiudiamo un capitolo. Io sono abituato che ogni settimana, quando finisce una partita, nel positivo e nel negativo, insomma, si deve ripartire, quindi da domani pensiamo alla partita delicata, che è una partita comunque per noi delicatissima ed importante, e cominciamo a lavorare. È mancato un po' di mordente, di cattiveria in generale, nelle seconde palle, nei rimpalli, quindi poi chiaramente anche va a influire sulla cattiveria sotto porta. Chiaramente più che stanchezza fisica, secondo me è stata un po' una stanchezza mentale, mancata lucidità nella gestione della palla. Abbiamo fatto un po' il loro gioco e l'abbiamo fatto male. È stato certamente un turno interlocutorio, la conferma della Gelbison che vince a Castrovillari, ma conferma anche per Città di Aciriale e Cavese che vincono entrambe fuori casa. Vedremo cosa succederà a partire da mercoledì, quando le squadre ritorneranno in campo per il turno infrasettimanale. Per intanto ci fermiamo, abbiamo un breve spazio pubblicitario, tra poco ritorneremo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Seconda giornata di ritorno per quanto riguarda i 2 gironi del campionato di eccellenza. Iniziamo subito con i risultati del girone A. Erano 2 gli incontri importanti questa domenica nel girone A, certamente l'incontro tra Acragas 2018 e Nissa FC e soprattutto tra Canicattì e Mazzara Calcio, ma guardiamo il tabellino dei risultati. Parmonval Oratorio San Cile e San Giorgio 1-1, Acragas 2018 batte Nissa FC 1-0, Cus Palermo batte Casteltermini 2-0, Canicattì batte Mazzara Calcio 2-0, Castellammare Pro Favara 0-0. Dolce Onorio Marsala batte Mazzarese 2 4-2, si recuperano mercoledì, cioè domani, gli incontri Don Carlo Misilmeri Monreale ed Enna Calcio Unitas Sciacca. In classifica continua la marcia solitaria in vetta per il Canicattì, al primo posto con 39 punti, con 33 l'Acragas 2018, 31 punti Don Carlo Misilmeri, 28 Nis FC, con 27 Enna Calcio, Oratorio San Cile e San Giorgio, Castellammare, 25 punti per Mazzarese.2 Pro Favara, con 23 il Mazzara Calcio, 22 per l'Unitas Sciacca, 18 punti per la Parmonval, 12 punti per Casteltermini e Monreale, con 9 punti Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cus Palermo con 8. Ricordiamo che Don Carlo Misilmeri, Pro Favara ed Unitas Sciacca debbono recuperare una partita, mentre invece sono 2 le partite da recuperare per l'Enna Calcio. Tutti in campo domenica prossima, domenica 6 febbraio, guardiamo il tabellino degli incontri. Casteltermini Don Carlo Misilmeri, Castellammare Cus Palermo, Dolce Onorio Marsala Parmonval, Mazzara Calcio Mazzarese.2, Monreale Canicattì, Nis FC Enna Calcio, Oratorio San Cile e San Giorgio Acragas 2018, Pro Favara Unitas Sciacca. L'incontro clou di questa domenica in questo girone A del campionato di eccellenza si giocava all'Esenneto di Agrigento.
Guardiamo gli highlights della vittoria 1-0 per la squadra agrigentina nei confronti della Nissa FC. Bentrovati all'Esseneto per il girone A, sfida ad altissima classifica tra Agragas e Nissa, seconda e terza del raggruppamento. Gli agrigentini a 30 punti in classifica, i nisseni a 28. Giocherà in total red a inserti bianchi la formazione padrone di casa dell'Agragas, in bianco invece inserti giallorossi la Nissa. Si parte col film del primo tempo, un calcio d'angolo viene allontanato dalla difesa della Nissa, sono passati 5 minuti, Taormina carica il destro alto sopra la traversa di Kebba. Gara molto equilibrata, come testimonia la classifica che, ricordiamo, vede le due formazioni divise da soli 2 punti al 23esimo. Ci prova Reducci, viene atterrato così da Yobua. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, tanti dubbi, dove il nostro replay al minuto 32, calcio di punizione per la Nissa e Vittorio Caronia a incaricarsene. Il suo tentativo finisce alto sopra la traversa di Di Carlo. Al 45esimo però la Nissa si addormenta, o meglio Brace perde palla, e allora a destra è Bellanca che ha tanto spazio, il traversone del numero 7 a volo d'Angelo Leonardi e il gol del vantaggio dell'Agragas. 1-0 all'Esseneto proprio allo scadere del primo tempo. La formazione dei padroni di casa sblocca il risultato, gran gol quello di Leonardi sul preciso cross di Bellanca. Termina così la prima frazione 1-0 tra Agragas e Nissa. Grazie alle immagini da parte di Salvatore Giglia siamo pronti a raccontarvi del film del secondo tempo. 58esimo, calcio di punizione di Bellanca, viene sventata così da Kebba che subisce anche il fallo in attacco. 61esimo, tocca a Pardo al posto di Mazzoni. 3 minuti dopo ancora una volta l'Agragas a rendersi pericolosa. Qui infatti c'è un break offensivo da parte del neoentrato Piuca, che allora ha lo spazio per cercare la conclusione, finisce a fil di palo. Al minuto 69 tocca a Di Stasio per Reducci. 80esimo, Vittorio Caronia su calcio di punizione, esalta i riflessi di uno straordinario Di Carlo. Minuto 84, c'è spazio anche per Loporto al posto di Brace. Al minuto 91 protesta la Nissa, c'è un lancio in avanti per Conti che si è aggiunto in zona offensiva, colpisce di testa anticipando Di Carlo, tutto fermo per posizione di fuorigioco disperato il calciatore della Nissa. Poco dopo il triplice fischio all'Esseneto, fa festa all'Agragas che vince per 1-0 grazie al gol di Leonardi nel primo tempo. Agragas 2018 che è attesa domenica nello scontro certamente non facile contro l'Oratorio San Cilo e San Giorgio. Mentre invece il Canicattì, che conferma la sua forza, vince 2-0 contro il Mazzara Calcio e si conferma leader nel girone A, appunto, del campionato di eccellenza. Guardiamo il servizio. Mazzara sicuramente non è quello dell'andata, ha fatto mercato, si è visto, è un bel gruppo, però oggi noi avevamo la consapevolezza di voler fare a tutti i costi il risultato positivo, ottenendo una vittoria. Non è stato semplice, però i ragazzi si sono impegnati al massimo e ci siamo riusciti. Potevamo sborcarla prima, però abbiamo avuto pazienza, anche perché poi c'era, ripeto, c'è il Mazzara che è una grandissima squadra, però siamo contenti di continuare il nostro percorso. Sì, il risultato è molto chiaro, un 2-0 per gli avversari, però non possiamo neanche recriminare più di tanto perché è una sconfitta che ci sta, al di là di come abbiamo subito sopra i 2 gol, il secondo addirittura proprio un errore che neanche i ragazzini fanno e una squadra come la nostra non può commettere. Noi siamo partiti bene, abbiamo tenuto molto bene il campo all'inizio, però strada facendo ci siamo disuniti e abbiamo concesso troppo all'avversario, siamo mancati un po' nell'azione di pressing e abbiamo sbagliato ancora una volta un sacco di passaggi, abbiamo sbagliato troppi passaggi, quindi consegnare con questa facilità la palla agli avversari è chiaro che poi va in difficoltà, considerando che i nostri avversari oggi sono primi in classifica, è una squadra esperta, una squadra con qualità e quindi dobbiamo fare qualcosa in più. Sinceramente dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare, perché così, ma dobbiamo migliorare velocemente, perché abbiamo le possibilità per fare decisamente meglio, però dobbiamo farlo. Noi ogni domenica cerchiamo durante la settimana intanto di prepararle bene per ottenere il massimo, poi ci possiamo riuscire, non ci possiamo riuscire,
però i ragazzi non mollano un centimetro, sono sempre lì, stanno sempre sul pezzo. Quando la cosa positiva è quando ci sono momenti di difficoltà non ci disilludiamo e ritorniamo immediatamente a giocare. Questo ci dà forza, ci dà in prospettiva qualcosa che stiamo creando in prospettiva qualcosa di importante. Il lavoro che noi facciamo durante la settimana, dove viene svolto con grande attenzione, grande voglia, poi deve essere portato in campo la domenica contro gli avversari, e per portarlo in campo la domenica comunque ci vuole personalità, non ci vuole paura. Cioè, noi in certi momenti abbiamo dato la sensazione di una squadra timorosa, di una squadra paurosa, e con questo non si va da nessuna parte. Un gruppo unito, sia in campo che fuori dal campo, questo è dal 5 agosto che noi lavoriamo e questi ragazzi ogni giorno mi danno soddisfazioni, hanno la cultura del lavoro in una maniera impressionante, sono molto professionali, a noi staff viene facile, poi le trame di gioco sì, lavoriamo tanto, i ragazzi ci seguono e questa è la cosa fondamentale. Ma io dico che comunque il calcio, che ti può dare tanto e ti può togliere tanto molto velocemente, la cosa bella è che ti dà sempre, dopo qualche giorno, in questo caso fra 3 giorni, ci dà la possibilità di riparare. Abbiamo un altro esame e quindi dobbiamo essere bravi a ricaricare le energie, valutare gli errori commessi e cercare di migliorarci nelle cose in cui sappiamo che dobbiamo migliorare. E quindi mercoledì faremo di tutto per fare nostra la partita, così come domenica prossima nel derby. Anche perché poi per svoltare ci vuole molto poco. Grazie mister e buona serata. Prego, grazie a voi. Un girone intenso, un girone che ci regalerà emozioni certamente sino alle ultime partite. Vedremo cosa succederà. Per intanto continua la marcia solitaria e meritata del Canicattì in vetta. Adesso voltiamo pagina e parliamo del girone B. Un girone B molto mozzato perché sono state moltissime le partite rinviate causa Covid. Guardiamo il tabellino. Acicatena batte Atletico Catania 3-0, Carlentini Città di Siracusa 1-1, Città di Taormina Leonzio 1909 è stata rinviata, vittoria della Virtus Ispica 3-2 contro il Città di Viagrande. Rinviate anche Nebros Igea 1946 e Real Siracusa Belvedere Ragusa Calcio. Ionic FC invece vittoriosa fuori casa a Santa Croce per 2-0, ha riposato il Palazzolo. In classifica, tenendo presente che ci sono già parecchie partite da recuperare, abbiamo la conferma in testa della Ragusa Calcio con 39 punti, con 36 l'Igea 1946, 33 punti la Ionic FC, 28 punti il Carlentini, con 26 il Città di Taormina, 24 per il Città di Siracusa insieme alla Nebros, 21 l'SC Palazzolo, con 19 punti Leonzio 1909, 18 per la Cicatena, con 15 punti la Virtus Ispica 2020, 14 punti il Real Siracusa Belvedere, 10 punti per il Santa Croce, 9 per il Città di Viagrande, meno 2 per l'Atletico Catania. Anche in questo girone si torna in campo domenica prossima, domenica 6 febbraio. Il tabellino prevede Atletico Catania Real Siracusa Belvedere, Carlentini Santa Croce, Città di Siracusa Leonzio 1909, Igea 1946 Città di Viagrande, Ionic FC Nebros, Ragusa Calcio Città di Taormina, Virtus Ispica 2020 SC Palazzolo. Riposerà la Cicatena. La partita clou certamente di questo girone era quella che si giocava a Carlentini, con un Carlentini che ospitava un Città di Siracusa voglioso di ritornare prima possibile nelle zone altissime di questo girone B del campionato di eccellenza. Sentiamo le dichiarazioni di mister Natale Serafino, allenatore del Carlentini, post partita. È stata una partita che sotto il punto di vista del gioco è stata eccezionale, secondo me, è disputata alla grande da tutte e due squadre, sia da parte nostra che da parte del Siracusa. Noi abbiamo cercato fino alla fine di cercare di andare a trovare il pareggio, perché secondo me era immeditato uscire dopo questa grande prestazione che hanno fatto i miei ragazzi, uscire sconfitti. Il pareggio meritato, strameritato,
raggiunto con forza, con tenacia, quindi complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto, e non era facile dopo un mese e mezzo andare a disputare una gara del genere con una squadra forte, 95 minuti con ritmi veramente infernali, quindi vuol dire che c'è grandissima voglia da parte di questi ragazzi. Nel primo tempo noi forse abbiamo pagato un po' troppo l'assenza dalla stagione agonistica, perché ricordo che un mese non è una scusa, un mese e mezzo fuori dai cambi di gioco, problemi, insomma riuscire a trovare gli spazi, i tempi, le giocate giuste da subito era un po' difficile. Noi ci abbiamo tentato, stavamo dando tutto il possibile per evitare ciò, poi è chiaro che ci può stare una disattenzione, ci può stare magari una lettura sbagliata, ma è fisiologica, perché dopo tanto tempo è difficile che un qualsiasi giocatore non riesca magari a essere pronto sul via. Mi dispiace prima perché l'unica azione, insomma, che abbiamo concesso, loro hanno fatto gol, però alla fine abbiamo dimostrato con la qualità di meritarci questo pareggio. È un punto importante che ci dice che ce la possiamo giocare con tutti. Oggi abbiamo giocato contro una grande squadra, costruita nel girone di ritorno per fare bene, e quindi siamo usciti a testa alta, siamo usciti consapevoli che c'è una grande forza, c'è un grande gruppo, quindi andiamo avanti per la nostra strada. Campionato di eccellenza come al solito ricco di sorprese sia per quanto riguarda il girone A che il girone B. Subito parola a Giampaolo Montineri per il suo punto tecnico. La posizione, no? Conta molto. Ciao Ettore, ciao Penalty. Sei in attesa, no? Rimani un po' così perplesso, dici ma vabbè, stanno andando avanti le giornate, le domeniche, si sta vivendo, sì, un po' la Balzarini, sono in questa situazione, tutto bianco dietro, però ho messo un po' di colore perché altrimenti sarebbe tutto palesemente rip, in un certo senso, un po' si dice in siciliano giarno, invece non è così. Ciao Ettore, allora girone A, girone B di eccellenza siciliana che si muove a tentoni, a passi, a frammenti, a mercato. Soprattutto questa cosa è che giocatori che vanno e vengono sono quelli che sono arrivati anzitempo e stanno andando via prima dell'anzitempo. Qualche operazione in uscita, in entrata, l'Acragas in uscita soprattutto, chissà quanti erano allora, 40, 50, perché sono... Andiamo, è vero che hanno preso a pacchetti, no? Una forma gratis, prendi 5, paghi 5 e ne prendi 8, però poi insomma la qualità, la quantità, lo spazio, le restrizioni, no? Tutti vicini. A proposito di tutte le restrizioni vicini, come stanno andando con i protocolli? C'è qualcosa che comunque sta avvenendo o basta comunque mi fa male, tampone positivo, fermarmi i partiti, perché sapete i feedback, uno dice ma onda metà onda, però se c'è un pelo ciao, io vi riporto sempre queste cose molto colorate e colorite per sdrammatizzare, però ora ne avessimo a dare anche una calmata e non sfruttare l'occasione, perché l'occasione rende l'uomo ladro e prima o poi se rubi ti beccano, basta, qui finisce così. Quanto è stato bello il girone A questa domenica. Polo Nord e Polo Sud si sono uniti, cioè le squadre di alta classifica e le squadre di bassa classifica hanno vinto. Nel mezzo, caos. Perché quando vedi che vince il Marsala, il Dolce Onore Marsala 4-2, fuori casa, è bellissimo. È bellissimo. È la voglia dell'ultimo, è il desiderio dell'ultimo. Quando tu vedi vincere il Cus Palermo e l'emozione è assoluta, perché è la prova palese che non devi sottovalutare nessuno. Ora, i presidenti che durante la settimana elargiscono dichiarazioni a tinchite, quando succede questo, cosa diranno? Ma la colpa è dall'allenatore, abbiamo beccato la partita storta. Io non so quanto queste squadre siano cambiate nell'organico, ok? Ma
bello proprio per questo. Davanti hanno fatto il loro percorso, sia l'Akragas che il Canicattì. Dopo Misimeri che non gioca, si allunga la classifica e però la parte più bella se la sono conquistate Polo Nord e Polo Sud nel girone A. Certo, l'Enna che continua a non giocare, ma ormai le partite sono poche dell'Enna. Vedremo con Pippo Strano, la prima l'hanno recuperato, l'hanno vinta 1-0. Un professore, come posso dire, io lo conosco, ma cresciuto Pippo Strano. L'ho visto timido, molto riflessivo, attento. La sua verve è diventato saggio, il prof non credo, forse magari vuole tastare con mano, perché comunque un po' di giorni fuori dal campo c'è stato, quindi l'emotività. L'uomo è sempre una sorpresa, un'evoluzione, ma sono anche contento di rivederlo in campo, perché sono dei simboli, poi giustamente sono dei simboli che nel tempo cambierà anche a loro colore e sfumatura, però mi piace di dire bentornato prof Pippo Strano. Ma prof, cioè io I look you, prof. Girone B che in un certo senso sembra che non sia successo niente. No, in effetti non è successo niente, perché le prime quasi non hanno giocato. Un altro pari del Siracusa che rincorre, è messo lì, dice porca miseria, quasi al pesce ce l'hai dentro. La lenza, il Verne, l'ondata, l'incapacità di gestire. Ancora un passo falso, però non perde adesso. Prima queste partite si perdevano, solo che diventa sempre più difficile. Certo, gli altri non giocano e quindi rimani lì, no? Dalla serie dice prima o poi cambia la lenza, cambierà qualcosa. A Lentini sembra ci siano delle difficoltà. Queste pause, queste cose che non si gioca, si allungano i termini. Qualche giocatore va via. A proposito, tra questi anche il Godino vestirà la maglia del Ragusa in questa ultima parte di campionato, ed è un giocatore che conosce la pressione, quindi però Lentini non sta bene, magari è soltanto una sfumatura di grigio, ma non sta bene, cioè dalla serie non si sa niente, ma si sanno tutte cose, quindi è questo, ma il resto niente. Quelle non giocano, dobbiamo segnalare che tutto il mercato che ha fatto il Santa Croce in questo momento non mi sta dando ragione, perché quando tu cambi 700 persone e fra di loro non sono stati mai assieme, come pensi di metterli in campo? Caos su caos. Quindi quando l'allenatore perde dei simboli che comunque sono quelli da spogliatoio, che magari sono comunicatori invisibili, e allora è caos su caos. Quindi non so, forse veramente il Santa Croce è la squadra che sta rischiando maldestramente di andare a fare un play out molto rischioso, tra l'altro, così come il Viagrande che perde in casa questo scontro diretto con la Virtus Ispica, che tutti dicono ma come è fatta, chi sono, chi non sono, però è lì. E fra una settimana c'è Virtus Ispica a Palazzolo. Questa è una partita importante per le due squadre, per la Virtus Ispica perché in caso di vittoria si allontana, si avvantaggia molto. In caso di una vittoria del Palazzolo, occhio, perché la scalata è continua e i risultati consecutivi e questi bravi ragazzi, questo gruppo etnico, questa medietà bassa però con delle caratteristiche ben precise di ognuno di loro, con Peppe Matarazzo che comunque fa il suo lavoro sporco durante la settimana, quindi aspettiamoli al varco. Coppa Italia ci sarà la semifinale, l'andata, Taormina Ragusa, poi dopo 7 giorni il ritorno. Vedremo se una partita la faranno, soprattutto adesso la tattica di se gioca prima non gioco io, se anche comunicato dovevo giocare in Coppa perciò domenica non gioco, ma il fatto che c'è il consenso legiferante a me questa cosa mi fa scioccare, perché vuol dire che hanno tempo a disposizione per poter giocare, chissà perché. Ma andiamo, usciamo, ma no, ma dai, c'è la partita, non la giochiamo. Ciao, penalty dal Monti.
Grazie Giampaolo per il tuo solito quadro tecnico riguardante i 2 gironi del campionato di eccellenza. Dobbiamo fermarci, abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco rientriamo in studio e parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione. Questa la devi vedere, guarda. Mi sotterrerei. Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo, se lo racconti, ti aiuti. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Puntata solitaria che mi vede protagonista assoluto della puntata, ma una puntata che comunque vi dà sempre modo di conoscere in modo dettagliato tutti i risultati dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Ed iniziamo a parlare del campionato di promozione, subito il girone A. Il ritorno in campo del campionato di promozione, subito la prima giornata di ritorno, guardiamo i risultati di questo girone A. Resuttana San Lorenzo batte Partinica Audace 7-0, Alba Alcamo batte Gangi 2-1, Casteldaccia batte Città di Carini 4-1, Villabate batte Città di San Vito 2-0, Folgore Castelvetrano batte Camarat 3-1, Lascari Cefalù Super Giovane Castelbuono 3-3 ed infine Raffadali 2018 batte Fulgatore 2-0. Sembra ormai un risultato scontato, la Resuttana San Lorenzo che vola verso il campionato di eccellenza. Ennesima vittoria importantissima e sonante nei confronti di un Partinico Audace. Guardiamo la classifica dove abbiamo la squadra palermitana in testa con 34 punti, 27 punti per Lascari Cefalù e Casteldaccia, 24 per il Gangi con 23 Raffadali 2018 e Folgore Castelvetrano insieme al Fulgatore, 21 punti per Alba Alcamo, 17 Città di Carini, 16 punti il Città di San Vito Lo Capo, con 12 punti il Camarat, 11 punti il Villabate, 10 punti per il Partinica Audace e chiude la classifica Super Giovane Castelbuono con 7 punti. Stiamo già guardando in sottofondo le 7 reti che hanno contraddistinto certamente l'ennesima giornata favorevole per la squadra palermitana. Adesso i punti di distacco sono veramente tanti rispetto alla seconda in classifica, ma è pur vero che bisogna ancora giocare, siamo soltanto alla prima giornata di ritorno. Vedremo cosa succederà. Adesso un altro girone, parliamo del girone B. In questo girone B soltanto la Rocca Acquedolcese non ha giocato, ma recupererà la partita giovedì 3 febbraio. Guardiamo subito i risultati della prima giornata di ritorno. Messana Promende 1-1, Gioiosa Castelluccese 1-1, Atletico Messina batte Sinagra 2-1, Milazzo Gescal 3-0, Profalcone Torrenovese 1-1, Stefanese Valdinisi 1-1. E come ho detto poc'anzi, la partita Rocca Acquedolcese Sant'Angiolese verrà recuperata giovedì. In classifica, in concomitanza del fatto che la Rocca Acquedolcese non ha giocato, balza al primo posto il Milazzo, in testa adesso con 30 punti, con 29 Rocca Acquedolcese, 28 il Promende, con 26 la Torrenovese, 23 punti per Profalcone, Messana e Atletico Messina. Con 19 la Castelluccese, 16 punti per la Sant'Angiolese, 15 punti per Gescal, 13 punti Gioiosa. Con 9 punti Sinagra Calcio, 6 punti per il Valdinisi, 4 punti la Stefanese. In attesa del recupero di giovedì della Rocca Acquedolcese, ci guardiamo il servizio della vittoria del Milazzo 3-0 contro la Gescal.
Si apre col botto il 2022 per il Milazzo, che al Marco Salmeri non concede sconti nemmeno al Gescal, ed in attesa del recupero tra Rocca Acquedolcese e Sant'Angiolese si porta solitario in testa al girone B di promozione. I rossoblù approcciano bene al match e dopo 8 minuti il diagonale di Mandanici non inquadra di poco lo specchio della porta. La risposta degli ospiti non tarda ad arrivare, provandoci per 2 volte con Keita, che al 9 manda di poco al lato e al 19 impegna Bonasera alla parata in tuffo. Poi però la formazione mamertina torna a spingere e dopo la conclusione del solito Mandanici, terminata di poco fuori, i rossoblù la sbloccano al minuto 37 quando l'arbitro concede loro un calcio di rigore per l'intervento in area di Di Stefano su Arena. Dagli 11 metri Peppe Dama non sbaglia, portando avanti il Milazzo. L'11 di Nastasi tenta di chiudere i conti al 42esimo, solo la decisiva respinta di Frisone nega ad Arena la gioia del raddoppio. Raddoppio rimandato nella ripresa quando al minuto 49 Mandanici raccoglie il servizio di Spellizzai e presentatosi solo davanti al portiere fa 2-0 e ottavo centro in campionato. Gli ospiti accusano il colpo e così 8 minuti più tardi il Milazzo mette in ghiaccio il risultato, ancora con lo scatenato Mandanici che riprende un lungo rilancio dalle retrovie di Capitan Matinella e con un diagonale mancino da posizione defilata fa secco Frisone, fissando il punteggio sul definitivo 3-0 per i suoi. Per il bomber rossoblù doppietta personale, nono in campionato, il 10° stagionale. La squadra di Nastasi potrebbe anche calare il poker al minuto 70, ma il tiro di Arena viene respinto dal portiere. Nonostante il pesante passivo, la formazione dello Stretto ha comunque un sussulto al minuto 85 quando la punizione di Marino centra il palo a Bonasera battuto. L'ultima emozione del match lo regalano i padroni di casa con l'incontenibile Mandanici che al 90° tenta il tiro a giro, non centrando però lo specchio della porta. Il Milazzo si porta al comando della classifica con 30 punti e mantiene l'imbattibilità in campionato, mentre il Gescal rimane al quintultimo posto con 15. Non c'è soltanto Milazzo e Rocca Acquedolcese nelle zone alte di questo girone B del campionato di promozione. Abbiamo anche la Promende che purtroppo pareggia 1-1 in casa del Messana 1966. Guardiamo il servizio. 41 giorni dopo l'ultima partita giocata tornano in campo Messana e Promende per la prima di ritorno del girone B di promozione. Subito sfida ad alta classifica al Despar Stadium con i padroni di casa che occupano la quinta posizione con 22 punti, mentre i giallorossi di Santa Lucia del Mela si ritrovano al secondo posto con 27. Ed è proprio la Promende a provarci dopo 11 minuti con la botta di Lopresti prontamente respinta da Lima. 7 minuti dopo però la partita per la vice capolista si complica quando il signor Arena di Palermo mostra il rosso diretto al difensore Rotella per un fallo di reazione su Iovine, lasciando in 10 la formazione di Cataldi. A questo punto la Messana tenta subito di approfittarne, ma prima Mondello calcia di poco alto sulla traversa al 24esimo, poi Romeo, ben servito in aria dallo stesso Mondello, spara sul fondo con buca in disperata uscita e infine ancora Mondello 10 minuti più tardi arma il sinistro trovando attento l'estremo giallorosso. Al minuto 37 la Promende vorrebbe l'espulsione di Cordi, ma per una manata a rasare il fischietto palermitano concede invece punizione alla Messana. Nella ripresa sono ancora i locali a cercare il gol del vantaggio, ma dopo le conclusioni di Arena al 51esimo, messa in angolo da Bucca, e il sinistro volante di Ardiri dal successivo corner che si perde di poco al lato, a passare a sorpresa la Promende quando al minuto 57 Rasà approfitta di una incomprensione tra Lima e Ardiri e col destro manda in fondo alla rete il pallone che vale di fatto l'1-0 per i suoi e il suo ottavo sigillo in campionato. Ma è una gioia che dura poco per i giallorossi, perché appena 3 minuti dopo i padroni di casa rimettono le cose a posto grazie al solito Mondello che di testa anticipa tutti mandando alle spalle di Bucca l'assist di Ardiri e facendo così Messana 1, Promende 1 e per Alberto Mondello è la quinta rete in campionato. La formazione di Lucacci crede a più riprese, sfiora il vantaggio al 61esimo, il destro di Di Vincenzo si perde sull'esterno della rete. 6 minuti dopo il cross dalla destra di Iovine
viene, si stampa sul palo a Bucca battuto, poi lo stesso Bucca si supera in 2 occasioni dicendo di no, prima al sinistro ravvicinato di Russo e poi alla botta dal limite dell'area di Di Vincenzo. Insiste la Messana con Iovine che dall'angolo che ne segue sfiora di poco la traversa. Nei minuti finali la squadra di Luca tenta il tutto per tutto, ma anche il colpo di testa di Arena al minuto 81 e la conclusione dal limite di Cordima a 2 minuti dal 90° non sortiscono l'effetto sperato. Alla fine il pareggio accontenta più la Promende, brava in 10 uomini a portare a casa un prezioso punto per la sua classifica. La Messana invece ha sciupato tanto, ma ha dimostrato di essere una squadra ben organizzata e che dirà la sua fino alla fine. Io credo che oltre al Milazzo e alla Rocca Acquedolcese, oltre al Promende, anche la Torrenovese può dire la sua in questo girone B del campionato di promozione. Attualmente la troviamo al 4° posto soltanto con 26 punti, pertanto a 4 punti attualmente dalla vetta. Tutto apertissimo pertanto nel girone B. E adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone C. Nel girone C, Real Aci Atletico Nissa è stata sospesa per vento, ne ha approfittato l'FC che vince in casa 4-2 ed accorcia un po' la distanza nei confronti della squadra acese. Ma guardiamo il tabellino completo dei risultati. FC Motta batte Lavinaio 4-2, Leonfortese batte San Gregorio 7-0, Mister Bianco Gimini Cascordia 2-2, Rimbiata Real Aci Atletico Nissa. Ciclope Bronte batte Belpasso FC 1-0, Armerina batte Città di Calatabiano 3-0, Atletico 1994 batte Don Bosco 2000 6-0. In classifica, come ho detto poc'anzi, rimane in vetta il Real Aci con 35 punti, ma a seguire subito troviamo l'FC Motta, seppur con una partita in più. Guardando infatti la classifica troviamo la squadra di Manca in testa con 35 punti, con 34 l'FC Motta e la Leonfortese, con 30 l'Atletico 1994, 22 punti per la Gimini Cascordia, con 20 punti Belpasso FC 2014 e l'Atletico Nissa, con 15 Mister Bianco e Ciclope Bronte, 14 punti Don Bosco 2000, 13 punti il San Gregorio, 11 punti Armerina, 8 Città di Calatabiano, 7 il Lavinaio. Non è stata certamente una partita facile per la squadra di Alessandro Di Maria, perché addirittura in vantaggio di 2 reti è stata raggiunta dal Lavinaio. Poi nella parte finale comunque la squadra di Montalto e compagni ha avuto il sopravvento ed è riuscita a portare a casa un risultato assolutamente positivo proprio in prospettiva primo posto. Guardiamo gli highlights. Si affrontano FC Motta e Lavinaio. Dirige l'incontro il signor Antonio Calipo della sezione di Palermo con assistenti Spanò e Calanni. Colpo di testa di Montalto che serve in profondità Sinatra, che adesso punta un avversario, traversone in aria, libera però la difesa ospite. Arriva sulla respinta Palazzolo che rimette in mezzo, ancora una deviazione, riprende però il possesso Sinatra, insiste il Motta. Ancora Sinatra in mezzo per Montalto che viene anticipato, occasione che sfuma. Possesso per Lavinaio, recupera comunque Palazzolo che adesso scambia con Inserra, spazio per andare il 9. C'è l'intervento in anticipo di Di Mauro che però non riesce a recuperare. Ancora Inserra a scambiare con Palazzolo che vince un duello, prosegue il numero 7, entra in aria. Ci sono una serie di rimpalli, ancora Palazzolo, la sterzata, poi il mancino, alto sopra la traversa. Scambio profondo con Sinatra sul filo del fuorigioco, il numero di Sinatra, ancora Sinatra. Poi risponde presente, sempre Tabascio. Serie di finte, poi la sterzata. Ancora Luca col traversone col mancino, stacca di testa in serra, viene fermato. Arriva Sinatra, poi Montalto che ribadisce in rete il vantaggio del Motta, l'aveva cercato e l'ha trovato col proprio capitano. Riceve Luca che va sulla sinistra da Inserra, che ha davanti un avversario. Prova a superarlo il numero 9, poi viene atterrato da Bonnici e c'è l'intervento di Calipo che dice che è calcio di rigore. Ha ammonito anche il numero 4. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Inserra che parte adesso col destro e fa 2-0. Rimessa in zona d'attacco per il Lavinaio, riceve Suriano che apre col traversone in mezzo per Palermo.
Accorcia le distanze la formazione ospite, non può nulla Gulisano, cambia il parziale. Rimessa per il Lavinaio, se ne incarica Bella che va in area di rigore, c'è lo stacco di testa, poi Montalto prova a prendere posizione su Suriano, però perde il duello, ancora Bella col traversone, prova a servire Palermo che va a vuoto, arriva Grasso con la girata, 2-2, l'ha recuperata il Lavinaio. Pallone a cercare in Serra che controlla in aria, prova la girata, arriva nella zona di Montalto che viene atterrato. E Calipo dice che è calcio di rigore, il secondo di giornata per il Motta. Dice di attendere il direttore di gara, poi il 20 parte adesso col destro, fa 3-2, ritorna in vantaggio la formazione di Di Maria. Punizione per il Motta, sul punto di battuta si presenta Palazzolo. Diversi uomini in barriera, Palazzolo va col destro, 4-2 per il Motta. C'è Sinatra anche a sinistra, ancora in Serra, lo vede e lo serve. Prosegue l'azione del Motta, ancora Sinatra che si accentra, va al tiro, respinto dall'intervento di Dabascio. E poi Calipo guarda il cronometro, dice che può bastare così, Motta batte Lavinaio 4-2. È il momento adesso di concludere il campionato di promozione e lo facciamo subito con il girone D. Continua l'ascesa del Mazzarrone, ennesima vittoria fuori casa, questa volta in casa dello Scicli. Guardiamo subito i risultati. Mazzarone batte Calcio Scicli 4-2, Pro Ragusa batte Megara 1908 1-0, Priolo Gargallo batte Città di Comiso 6-1, Modica Calcio batte RG 6-1, Sporting Eubea batte Frigentini 2-1. Verranno recuperate domani, mercoledì 2 febbraio, le partite Città di Canicattini, Nuova Città di Gela e Club Calcio Vittoria 2020 Città di Avola. In classifica, come ho detto poc'anzi, super conferma del Mazzarone, attualmente leader assoluto con 35 punti, 28 punti per il Modica, 26 per il Città di Comiso, con 23 Sporting Eubea e Priolo Gargallo, 22 punti Frigentini e Nuova Città di Gela, 19 il Pro Ragusa, con 17 Club Calcio Vittoria 2020, con 13 punti Città di Canicattini, 11 punti per Città di Avola, Megara 1908 ed RG. Chiude la classifica il Calcio Scicli con 8 punti. È una Città di Comiso che non ti aspetti. La terza forza di questo girone perde in casa del Priolo addirittura per 6-1. Guardiamo gli highlights con le relative interviste post partita. Siamo partiti male con quel piccolo errore che c'è stato, diciamo così, abbiamo fatto quell'errore difensivo su questa palla sul fallo laterale che dobbiamo correggere, che non si può fare quell'errore, però poi i ragazzi hanno reagito bene, ero convinto ed eravamo convinti col direttore sportivo, che ne parlavamo durante la settimana, che
Non eravamo quelle 4 gare che abbiamo pareggiato, con tutte le recriminazioni che possiamo avere, gli infortuni che avevamo in quel periodo. Ora ci possiamo vedere come squadra, diciamo così, la coperta non è più corta, abbiamo molte soluzioni, ci sono dei ragazzi che sono rimasti non convocati, che li ringraziamo, e li ringrazio personalmente che oggi abbiamo fatto la scelta su questi, e dobbiamo lavorare sempre. Sapevamo che la partita durava 90 minuti e anche un po' di più, e quindi abbiamo messo palla a terra, abbiamo fatto il gioco nostro, abbiamo fatto quello che abbiamo provato in settimana, quello che proviamo da quando sono arrivato da un mese circa, e alla fine è andato bene. Devo fare un plauso ai ragazzi, soprattutto a Tano che ha fatto bei 4 gol, gli avevo detto, ma mi sentivo che era la partita sua e non mi sono sbagliato. Non mi aspettavo un esordio migliore di questa squadra, è stata una partita fantastica, con un risultato fantastico, infatti questo 6-1 noi abbiamo dominato tutto il tempo e speriamo settimana dopo settimana migliorare la condizione fisica e affrontare tutte le partite nei migliori dei modi. Siamo un bel gruppo, tutti uniti, siamo molto giovani, però abbiamo dei veterani di 30 anni come Dario Costa che ci danno supporto e ci migliorano sempre ogni allenamento. Adesso noi ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria e tra poco andrà in onda anche il rullo riguardante i risultati e le classifiche dei gironi del campionato di prima categoria. E come annunciato poc'anzi, subito il rullo con i risultati e le classifiche dei gironi del campionato di prima categoria.
stata certamente una puntata particolare, poche parole ma tantissime immagini per quanto riguarda tutti i campionati dilettantistici siciliani. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 21, sempre su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Arrivederci a tutti! Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, deceduto all'età di 82 anni. È stato lui a scoprire il talento di Diego Armando Maradona e tra i due c'è sempre stato un rapporto di grande amicizia. A dare l'annuncio della sua scomparsa, il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport sui social network, che ha scritto: "E adesso potrai finalmente allenarlo, il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai." Gioia particolare e personale perché io sono legatissimo a Catania di un trionfo di 30 anni fa e di un pareggio a 3 a Roma che siamo andati in Serie A dopo 23 anni, quindi io sono rimasto sempre tifosissimo del Catania, ho anche casa a Cannizzaro qui a Reggio Castello, pertanto adesso è un calcio più un calcio di business che non un calcio di passione, di romanticismi che purtroppo hanno lasciato il tempo ed sono stati sostituiti da quelli che sono gli interessi, però sostanzialmente rimane sempre lo sport più bello del mondo.
l'augurio è quello di poter andare subito in Serie A. Noi siamo gente rapida, veloce, vogliamo il campionato di Serie B, un anno di assestamento e poi subito in A. Una visita speciale dove, come in ogni partita, che non bisogna mollare mai. A me non è che mi fece una buona impressione, ho visto piccoletto, così, i capelli così, tracagnotto, ma quando andammo al campo, dopo 10 minuti lo feci uscire. Fece 3 magie. Da rimanere impresse nella memoria per tutta la vita. Con questo aneddoto Gianni Di Marzio racconta il suo primo incontro con il Pibe de Oro appena sedicenne in Argentina nel 1978. Fu proprio Di Marzio, ex allenatore ed ex direttore sportivo, a portare in Italia Diego Armando Maradona. Ci riuscì nel 1984. Nel suo studio campeggia una foto storica scattata insieme quando il campione argentino venne a Padova per un amichevole. Maradona e Gianni Di Marzio rimasero amici e restarono in contatto negli anni. Con lui era un rapporto diverso. Negli anni ci siamo frequentati, lui purtroppo è rimasto prigioniero della sua notorietà, della sua divinità, perché è stato usato come una slot machine. Proprio in questi giorni Di Marzio voleva organizzare un viaggio in Argentina, voleva andare a trovarlo dopo l'intervento di rimozione di un ematoma al cervello. E per me è stato uno shock, perché va via una parte della mia vita. Io onestamente l'ho sempre avuto non solo nel mio cuore, ma lo sentivo spesso, cercavo di dargli i suggerimenti giusti. La tristezza per la perdita di un grande patrimonio del calcio, un campione che, dice Di Marzio, è stato spesso usato dagli opportunisti, un condottiero immortale. Maradona è il migliore di tutti i tempi. Maradona è stato solo prigioniero della sua notorietà, una divinità. Io ho avuto il piacere di farlo conoscere a Napoli. Basterebbe solo questo per spiegare l'impatto che ha avuto un grande conoscitore del calcio come Gianni Di Marzio, che ci lascia a 82 anni e lascia anche nel mondo del calcio un enorme vuoto, una memoria, ma soprattutto l'esempio di una grande passione durata tutta la vita. Il derby Catanzaro-Cosenza è sicuramente speciale per noi, è una partita che sarà sempre nel nostro cuore. Io spero di fare presto la telecronaca di questa partita, perché manca all'appello della mia carriera, quindi spero di venire presto per commentare il derby tra Catanzaro e Cosenza. Divertitevi, che sia un bellissimo derby. Ciao da Gianluca e da Gianni. Ciao. Ciao. Le idee vengono spesso e volentieri accompagnate da iniziative importanti. Play Village, in collaborazione con Pianeta Vacanze e Gold 78 HD, propone questa iniziativa che si chiama Spot Impresa, rivolta principalmente a tutte le imprese che vogliono raccontarsi attraverso uno spot. Accurate immagini, un testo accattivante, sono queste le prerogative nella realizzazione del vostro spot grazie a Spot Impresa. Siete una piccola azienda? Oppure sei un piccolo imprenditore? Allora Spot Impresa fa il caso tuo. Chiamaci.
spot impresa è un'idea firmata Play Village, Pianeta Vacanze e Gold 78 HD.